Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto dell'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace e l'amore del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci siamo introdotti con questo canto dell'Ave Maria, perché oggi la Chiesa celebra Maria, Madre della Chiesa. Alla Beata Vergine Maria è stato attribuito il titolo di Madre della Chiesa, poiché essa ha generato Cristo, capo della Chiesa, ed è stata resa madre dei redenti prima che il Figlio spirasse sulla croce. Paolo VI, Papa San Paolo VI, confermò solennemente questo titolo nel discorso ai padri del Concilio Vaticano II, tenuto il 21 novembre del 1964, e stabilì che con tale titolo soavissimo, d'ora innanzi, la Vergine venisse ancor più onorata ed invocata da tutto il popolo cristiano. Tale memoria fu inserita nel calendario romano dal Sommo Pontefice Francesco l'11 febbraio 2018. Per celebrare allora questa memoria della Beata Vergine chiediamo il suo aiuto per incontrare il Signore Gesù che si dona in questa Eucaristia, confessando sinceramente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore Dio nostro, che nella Vergine Maria ci hai dato un modello di somma umiltà e di carità sublime, fa che la tua Chiesa si consacri con pari dedizione alla tua gloria e al servizio dell'uomo e diventi per tutti i popoli segno e strumento del tuo amore.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal Monte degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Parola di Dio. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Vergine felice, che hai generato il Signore, beata Madre della Chiesa, che fai ardere in noi lo spirito del tuo Figlio Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite di acqua le giare». Le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Parola del Signore. Lode a te. La parola del Signore ci aiuta, ci spinge a mettere sempre Maria nel nostro rapporto con il Signore, perché Maria ci aiuta, ci accompagna, Maria ci prende per mano, Maria ci ricorda continuamente le parole, che ha pronunciato alle nozze di Cana. Fidati di Lui. Ascolta Gesù, Lui è il Signore, Lui è il Salvatore. Maria sempre presente. Ecco il messaggio che dobbiamo cogliere, portare a casa, vivere questa memoria della Vergine Maria, Madre della Chiesa, è proprio saper mettere Maria, camminare con Maria, fidarsi di questa Madre dolcissima che non smette mai di volerci bene e di prendere a cuore un po' tutta la nostra vita per portarci a Gesù, al Signore. Nella cattedrale di Bari ho contemplato l'icona della Vergine Odigitria, è l'immagine della Madonna che con il dito indica Gesù. Ecco, la Madonna che indica Gesù, ci porta a Gesù. È bello questo. Gesù è nato attraverso Maria, noi attraverso Maria andiamo a Gesù. Allora questa icona della Vergine Odigitria e questa immagine, questa icona era fatta così: il bambino nudo a metà, coperto da Maria col suo manto. Bellissima questa icona, ce ne sono tanti in giro di simili. Maria che copre la nudità di Gesù, Maria che copre le nostre nudità. Una mamma è l'unica che può capire un figlio perché lo conosce nudo nel suo ventre, lo partorisce nudo. E Maria riceve Cristo nudo ai piedi della croce e lo copre di nuovo. Maria è una benedizione per noi perché è la madre delle nostre nudità. Il male, il peccato ci spoglia, lei ci ricopre sempre. Aiuta, o Madre, la nostra fede. Apri il nostro ascolto alla parola perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. Semina nella nostra fede la gioia del risorto. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù affinché Egli sia luce sul nostro cammino e che questa luce della fede cresca sempre in noi finché arrivi quel giorno senza tramonto che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore. Maria, sostienici, aiutaci, prega per noi, prega con noi, coprici nelle nostre povertà e nudità.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Trasforma, o Signore, in sacramento di salvezza i doni che ti offriamo in unione con la Vergine Maria, fulgido esempio del culto in spirito e verità, per fare di tutti noi un sacrificio a te gradito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nella tua bontà senza limiti hai offerto alla tua Chiesa in Maria di Nazaret uno specchio esemplare del culto a te gradito. È lei la Vergine in ascolto, che accoglie lieta le tue parole e le medita incessantemente nel suo cuore. È la Vergine orante, che esalta nel cantico di lode la tua misericordia, intercede e sollecita in favore degli sposi e si unisce con gli apostoli in preghiera unanime. È la Vergine feconda, che per la potenza dello Spirito genera il Figlio, e presso la croce è proclamata madre del popolo della nuova alleanza. È la Vergine offerente, che presenta nel Tempio il primogenito e presso l'albero della vita si associa al suo sacrificio. È la Vergine vigilante, che attende senza esitare la vittoria del Cristo sulla morte e aspetta nella fede l'effusione dello Spirito. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della tua risurrezione, nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di Franco e di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E come Maria, presente nel cenacolo, pregava con i discepoli, così vogliamo pregare la preghiera che ci ha insegnato il Signore Gesù con Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola E io sarò salvato. Corpo di Cristo vi costruisca per la vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre,
per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci hai dato la grazia di partecipare alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che la tua Chiesa, contemplando costantemente la Vergine Maria, sia fervida nella fede, forte nell'amore, incrollabile nella speranza della gloria futura. Per Cristo nostro Signore. O Dio, Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani, ammalati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore. Con la vostra vita andate in pace. Preghiamo grazie a Dio. Salve